L'Agragas a colori di Alvaro, abbiamo qui il famoso allenatore Alvaro Biagini, parliamo di questa iniziativa, un'iniziativa diciamo interessante anche per rievocare il passato. Sì, esatto, e la saga continua e questo è il 22esimo libro della collana Agragas a colori, è dedicato interamente ad Alvaro Biagini. Alvaro Biagini che è venuto proprio quell'anno ad Agrigento. Lui grande giocatore di Serie A degli anni 60, del Palermo e del Catania, soprattutto del Catania che mi sembra che nel libro ho messo che gli hanno dato la targa d'oro a Catania. Ora, che devo dire? Devo dire che sono felice che, diciamo, di navigare ad alta quota. L'anno scorso Pederiva, ad agosto Gino Stacchini della Juve. Ora qua Alvaro Biagini che si presenta ad Agrigento dopo un po' di tempo, non so se è venuto altre volte, però dico, quindi è il piacere di avere l'Alvaro nazionale. Ecco. Tornare ad Agrigento che effetto le fa? Ma è logico, sempre effetti particolari. Ora stavamo guardando un momentino il ricordo lì e c'è un po' di emozione perché sono stati begli anni, diciamo. Facevamo i professionisti, cioè io ho fatto tanti anni interregionale, Serie C, da professionista. Diciamo, forse ero uno dei pochi che in quegli anni faceva questo tipo di lavoro. E professionisti vuol dire impegnarsi, lavorare, essere sempre sul campo, insomma, il comportamento dei giocatori deve essere sempre esemplare. E questo che nella mia vita ho fatto anche dei risultati, forse anche per questo. Però avevo dei giocatori che oggi per me potrebbero sicuramente fare categoria superiore. Qua ce n'è uno vicino a me, il signor Colucci, questo è un giocatore che oggi poteva fare benissimo la Serie A e Serie B, e faceva l'interregionale e la Serie C ha fatto e poi è andata anche all'estero, però diciamo che era un calcio un po' diverso, era più basato più sulla tecnica che sulla forza fisica, oggi è cambiato un poco. Ma io intanto ringrazio il mister per le belle parole che ha espresso nei miei confronti, come io ho sempre espresso delle belle parole sul mister, perché il mister facevamo la quarta serie ma il mister ci trattava da veri professionisti, cioè eravamo dei professionisti, basta vedere che quando uno si infortunava il mister si preoccupava subito di mandarlo a Torino, di mandarlo a Milano a curare e curava tutti i minimi particolari. Il mister conosceva tutti i giocatori delle categorie, caratteristiche, numero di scarpa che portava, conosceva tutto. È stato un grande allenatore che sicuramente a me a livello personale, come penso ai miei compagni, ha dato tanto, infatti nel futuro diciamo, siamo migliorati sotto tutti i punti di vista grazie a quello che ci ha insegnato il mister.